in collaborazione con FNP CISL Udine. Buon pomeriggio, eccoci qua puntuali come ogni mercoledì con lo sportello pensionati. Vediamo subito chi sono i nostri ospiti di oggi. Con noi in studio Silvano Dentesano, che è il coordinatore RLS FNP CISL di Udine, e Ivano Monguzzi, responsabile dell'FNP CISL della zona di Tricesimo. Buon pomeriggio, come state? Buon pomeriggio. Da un po' che non ci vediamo. Ecco, io so che siete reduci dalla manifestazione di sabato scorso a Roma, magari non in prima persona, però magari avete aiutato, no, nel coordinare, per coordinare praticamente questa partecipazione. Chi mi parla di come sono andate le cose a Roma? Io direi che è stata Sì, un'iniziativa Ivano, cominci tu. molto importante, soprattutto perché rispondeva ad una questione fondamentale, cioè il fatto che nel nostro Paese non si torni a periodi nei quali le sedi sindacali potevano essere assalite da gruppi di persone violente. Questo è quanto era accaduto alla sede nazionale della CGIL, per cui era giusto dare unitariamente questa risposta. La partecipazione che c'è stata a questa manifestazione è stata veramente molto importante. Abbiamo avuto una larga partecipazione anche di persone dalla nostra regione. Come FNP dell'Udinese abbiamo dato persone, non ero io presente, sì, però hai contribuito anche tu garantito una presenza importante, e quindi anche i pensionati insomma sono andati a far sentire la loro voce in prima fila, ma soprattutto la risposta è stata chiara, precisa, univoca, e quindi non ci devono essere dubbi sul fatto che qualsiasi attacco che possa essere fatto a una sede della CGIL, a una sede della CISL, a una sede della UIL o a sedi di associazioni che lavorano sulle persone, noi dobbiamo essere sempre in grado di far intervenire e dire che non è possibile che in una società come la nostra ci possano essere ancora cose di questo tipo, e quindi in questo senso è stata un'iniziativa molto importante che fa capire anche come non dobbiamo mescolare le vicende che riguardano il vaccino, il Green Pass, eccetera, con altre cose come quello di assalti alla sede, perché è anche giusto dire che ci sono anche persone di cui noi non condividiamo le opinioni, ma che manifestano pacificamente, e chi manifesta pacificamente ha sempre il diritto di manifestare, certo, di esprimere il proprio dissenso, ma quello che non è possibile è fare manifestazioni violente. Io farei un commento anche sulla situazione dei trasporti, del servizio di trasporto pubblico locale. Ecco, abbiamo sentito almeno dalle ultime novità, dalle ultime notizie, che almeno il 20% del servizio dovrà essere, no, soppresso anche per domani, quindi manca il 25-27% degli autotrasportatori, degli autisti, e c'è anche questa difficoltà a reperire personale, perché i giovani preferiscono non scegliere, no, questa professione che certo, comporta tanti rischi, soprattutto quando devi trasportare persone, pagata non, no, la retribuzione diciamo ritenuta bassa, quindi c'erano già dei problemi a monte a livello contrattuale. Figuriamoci adesso che ci si trova in un momento di emergenza, immaginiamoci quanto sia difficile poter reperire all'ultimo momento personale. Certo, beh certo, naturalmente quando si è in fase di emergenza così, la crisi pandemica naturalmente l'ha sottolineata, tutti i problemi e le problematiche si acuiscono, quindi si parte un momentino dalla situazione antecedente dei trasporti, poi c'è stata questa implementazione, no, dovuta un po' al numero delle persone trasportabili, no, per cui si è dovuto ricorrere anche ad aziende esterne al nostro Friuli,
e naturalmente con spostamenti di autisti e tutto, e poi naturalmente questo controllo, no, Green Pass e via avanti, ha senz'altro messo in difficoltà un po' questo settore dei trasporti. Abbiamo sentito anche che soprattutto nella zona anche della Carnia, così ci sono delle problematiche. Carnia, Tarvisiano. Perché poi, esatto, perché poi naturalmente questa situazione costringe anche molte volte gli autisti a spostarsi proprio, certo, no? A spostarsi sia dalla propria abitazione, ma sia anche proprio a livello territoriale molto ampio. Comunque dobbiamo dire che è privilegiato in questo caso il trasporto degli studenti, quindi i flussi, no? I flussi Quello deve essere sicuramente, perché altrimenti andremo in difficoltà. Poi abbiamo tanto, no, auspicato la presenza in aula, le lezioni in presenza, per cui chiaramente inficiare tutto, no, tutti i esatto, sacrifici, quindi è tutto, diciamo, una filiera un po' legata, no? E sarebbe anche un peccato che proprio di mezzo ci andassero proprio gli studenti, certo, e gli alunni, gli scolari, perché poi ci sono state anche molte problematiche, soprattutto a livello di municipalità, in qualche comune, no? Con degli appalti un po', insomma, diciamo, un po' difficoltosi, ecco, per cui anche lì si è dovuto andare a sopperire poi con altri bandi, con tante volte con appalti fatti all'ultimo momento. Sì, anche perché è aumentato, anche perché per i distanziamenti è aumentato anche il numero delle corse, quindi già a monte. Poi c'è la problematica chiaramente che sì, questo è un lavoro, diciamo, fra virgolette, possiamo dire gravoso, perché c'è il contatto comunque anche con le persone che utilizzano questi mezzi. C'è responsabilità anche per il trasporto di materiali, ma mettiamoci nei panni di una persona che si sente addosso la responsabilità di trasportare ragazzi, figuriamoci. Che capiamo anche poi i ragazzi adesso in questo momento vogliono vivere un po' di libertà, chiaramente, per cui anche la disciplina stessa, no, dell'utilizzo di questi mezzi è abbastanza difficoltosa. Bene, fate queste considerazioni per rimanere appunto nella cronaca, nel quotidiano. Dobbiamo affrontare alcune tematiche legate anche alle richieste ricevute appunto dai nostri esperti, dai volontari dell'FNP proprio in questi giorni, perché mi piace ricordare che i nostri ospiti sono iscritti all'FNP, che è la Federazione Nazionale dei Pensionati della CISL. E sono tutti volontari, quindi sono a vostra disposizione per darvi indicazioni, per darvi un aiuto, per darvi una mano, insomma, quando vanno risolte delle situazioni che magari da soli non si è capaci di portare a termine. E proprio di volontariato, o magari ne parliamo dopo, perché c'è stato questo incontro sul volontariato a Tricesimo, c'è stata una grande partecipazione. Veniamo un attimo alle osservazioni. La delega per quanto riguarda l'identità digitale, ecco, aspetto molto attuale, e ricevuto chiamate proprio per questo, no? Certo, noi che facciamo anche un servizio, no, di appuntamenti per l'INAS, diciamo, per il nostro INAS, abbiamo avuto molte telefonate su dei cittadini un po' impossibilitati ad utilizzare un po' in autonomia questi servizi web di accesso all'INPS, no? Ecco. Dobbiamo dire che questi cittadini possono usufruire della facoltà di delega, quindi possono delegare una persona di loro fiducia per l'accesso ai servizi online e anche per richieste presso gli sportelli INPS. Quindi secondo, adesso c'è stata una circolare del 1° di ottobre 2021 dell'INPS proprio che identifica bene quali sono anche i soggetti, no, che possono delegare altre persone. Quindi dei cittadini che si trovino in difficoltà con il digitale, no, possono delegare. Dei cittadini, per esempio, impossibilitati a recarsi presso le sedi INPS per motivi di salute, possono delegare. E naturalmente possono poi delegare, questo c'era anche parzialmente già, i genitori naturalmente di minori, tutori, curatori, amministratori di sostegno e così via. Diciamo che ogni delega, ogni persona che riceve una delega può ricevere fino a 3 deleghe e non può essere revocata
per il periodo di 30 giorni. Quindi ognuno di noi può avere tre deleghe, esatto, tre deleghe sì. di persone prudenti. Sappiamo naturalmente che dal 1° ottobre il PIN è soppresso, quindi si accede ai servizi tramite lo SPID, il CIS o il CSS, naturalmente, la carta d'identità digitale e via via. E questa è una cosa importante perché chiaramente sappiamo benissimo che c'è una difficoltà, no, tra gli anziani anche all'approccio di queste nuove tecnologie, quindi si possono far scaricare magari dal nipote lo SPID, poi possono delegare una persona di fiducia naturalmente per l'accesso a tutti questi servizi. Ecco, ne avevamo fatto anche un accenno anche nella puntata precedente, comunque è bene ricordare tanto più che hai ricevuto segnalazioni proprio in questi giorni, quindi da lì si capisce, no, la necessità di rimarcare, di sottolineare questo aspetto. Prima di dare il via alle telefonate, concluso questo... Sì. Allora, prima di dare il via alle telefonate, cominciamo ad accennare qualcosa per quanto riguarda invece il volontariato. Quindi recentemente avete organizzato questo incontro parlando di Anteas, ma parlando soprattutto di volontariato a 360 gradi. Esatto. Sì, è stata fatta questa iniziativa importantissima che ogni anno viene fatta, tranne ovviamente l'anno precedente, in quanto il Covid ha ovviamente un po' impedito il tutto. Quest'anno l'avete potuta fare in presenza? Questa volta si è fatta in presenza, un'iniziativa dell'Anteas del Friuli Venezia Giulia, un'iniziativa molto importante perché radunava quasi più di 80 persone, 80 volontari nel Teatro Garzoni a Tricesimo, che voleva fare il punto di quella che è la situazione sul volontariato. Situazione molto importante perché il volontariato, nonostante tutti i problemi di cui si parla, però si sta sviluppando molto e c'è sempre più bisogno di volontari che aiutino e non per forza volontari strettamente, diciamo, legati all'organizzazione sindacale, ma anche volontariato di questo tipo. Per esempio, quello che diceva giustamente Silvano prima sul discorso dello SPID, fa un po' il paio con gli amministratori di sostegno, oserei dire, nel senso che in realtà noi potremmo veramente allargare, in questo caso per esempio queste associazioni di volontariato come l'Anteas potrebbero fare, dare una mano a persone. Ci capita spesso nelle sedi sindacali anche di vedere arrivare persone che, siccome l'INPS non manda più il modello della pensione, che vogliono sapere giustamente cosa sta succedendo e si è sempre in difficoltà perché appunto la password non c'è più, c'è solo lo SPID e per cui è si trovano in difficoltà anche spiegare, con lo SPID. Anche la scorsa settimana abbiamo ricevuto proprio telefonate di persone che hanno problemi, no, con lo SPID, che non riescono, che non ce la fanno. È che non è semplice perché bisognerebbe organizzare forse dei corsi per delle persone che non lo sanno fare, ma ovviamente la cosa non è semplice. Abbiamo detto magari ne facciamo uno piccolo ogni volta nel corso della trasmissione, che non sarebbe male, no? Sarebbe una buona idea, un passo alla volta. Ci facciamo una piccola pausa per la pubblicità, ci ritroviamo qui in studio tra qualche istante, rimanete con noi. Ed eccoci nuovamente in studio, possiamo dare il via alle telefonate 0432 57 3517 per chi vuole mettersi in contatto con i nostri esperti, oppure il numero per inviare sms è il 351 570 5687. Ci sono un paio di messaggi avanzati dalla volta scorsa, quindi bisogna dare risposta, perché abbiamo fatto al volo la volta passata, perché eravamo pieni di telefonate e messaggi. Avrei piacere di sapere se è vero che le pensioni minime ammontano a 700 euro. Allora, direi che la cosa va spiegata, nel senso che la pensione minima è sempre di 515 euro, non è cambiata magari, però è stato introdotto quel meccanismo che ha fatto il paio con il reddito di cittadinanza, che in sostanza è la pensione di cittadinanza, però quello non spetta a tutti, spetta solo a quelli che ovviamente hanno diritto in base all'ISEE, adesso che non sto a spiegare il meccanismo tecnico che lo permette, come d'altronde il reddito di cittadinanza, per cui dipende da
la condizione nella quale è la persona, e quindi, ma la pensione minima rimane, continua ad essere, poi verrà rivalutata, ma per il momento è sempre a quella cifra lì, quindi non è, quella è la pensione di cittadinanza. Se la persona chiedeva e pensava, perché ha saputo di questo, riguardava la pensione di cittadinanza. Lavoro in un ente religioso di Udine con mansioni di pulizie. Vorrei sapere se entro nei lavori gravosi. No. 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 No, adesso viene preso in considerazione perché con la legge di bilancio verrà ristabilito un po' tutto il discorso riguardante alle pensioni e naturalmente ai lavori gravosi, che probabilmente verranno estesi e anche abbastanza estesi, però per il momento no. Per il momento non sono. Per il momento è escluso. Che mi dite, ci sono novità sul fronte delle pensioni? Qualcosa, no? Perché si comincia a parlare di Sì, quota 100, certo, vabbè, certo. Quota 100 l'abbiamo già detto tante volte, è destinata a scomparire, però quota 102 nel 2022 e quota 104 nel 2024. Esatto, esatto. Sì, sono diciamo queste, queste ipotesi che aleggiano in questo avevamo già giorni. evidenziato il fatto e sottolineato il fatto che quota 100 avrebbe subito sicuramente delle modifiche. Quindi adesso, diciamo, con la discussione della legge di bilancio, naturalmente tutti questi, le pensioni, i sostegni, vengono un po' ridefiniti, anche il reddito di cittadinanza, poi parleremo un momentino anche dell'assegno unico, che andrà in vigore col 1° gennaio. Quindi purtroppo sono decisioni qualche volta molto difficili, però ecco, bisognerebbe anche qualche volta che ci sia, e auspichiamo che ci sia, una forma di contrattazione con naturalmente le rappresentanze sindacali e naturalmente con la FNP nazionale, perché è molto importante anche in queste situazioni avere una condivisione naturalmente sul percorso da fare, e sperando che questo percorso poi sia un po' a lungo termine, che non sia un percorso, diciamo, di assistenzialismo, diciamo, annuale o biennale, ma che finalmente si recuperi un po' quella programmazione a lungo termine che dovrebbe sostenere proprio, perché poi le pensioni chiaramente, queste modifiche sono legate anche al mondo del lavoro. Certo. Questo è chiaro, perché altrimenti non sarebbe sostenibile. In sostanza, Ivano, l'avvertenza continua, no? Diciamo che l'avvertenza continua, ma soprattutto, secondo me, è importante che il governo capisca che non ripercorsa strade di altri governi che chiamano il sindacato solo per comunicargli la decisione. Devono ovviamente aprire subito il confronto. Cioè non è possibile che il sindacato conosca questa cosa di 102 104 dalla stampa. Noi vogliamo esserci, parlare, discutere con Draghi, col Ministro del Lavoro, per affrontare questo problema, sapendo che alcune cose che sono venute fuori non sono poi tanto che guardano la prospettiva delle persone più deboli, perché per esempio sembrerebbe che Opzione Donna non venga più rinnovata, e questo, anche questo... Ma ci sono voci contrastanti, perché sembrava che invece Opzione Donna rimanesse. Però, come dicevo prima, sono voci. Non abbiamo documenti che lo dicono, e poi soprattutto è bene che si affronti la questione di una ipotesi di riforma ancora del sistema, sapendo che noi non dobbiamo guardare, come guardano magari certi partiti, alla loro piccola fetta di elettorato da rendere contenta. Noi dobbiamo pensare ad una riforma ulteriore che affronti soprattutto la questione dei più deboli, ma soprattutto che metta per esempio al centro quella cosa che non è magari dei pensionati, ma che è dei giovani che rischiano di avere fra 20 anni una pensione molto misera. E quindi il problema va ricondotto ancora a quello. Quando si discute delle pensioni, non pensare solo a chi è vicino alla pensione, ma soprattutto a chi è lontano, perché questo sarà il problema del futuro. E voi che siete già in pensione? E noi che siamo fortunati di esserci arrivati
Io faccio sempre una distinzione naturalmente al pensionato che ha fatto un'attività lavorativa contributiva piena, quindi chiaramente ha versato i contributi ed è un suo diritto andare in pensione, però noi poniamo anche attenzione, prima infatti ha chiesto, della pensione sociale, cioè noi diciamo anche va bene il metodo contributivo, però dobbiamo salvaguardare anche la coesione sociale. Perché non è pensabile, poi se oggi pensiamo che con 550 euro un pensionato debba vivere, insomma con quello che tutte le bollette che aumentano, i servizi che aumentano, le spese farmaceutiche che aumentano, la difficoltà di trovare poi anche le situazioni sanitarie e dell'approccio alla sanità pubblica in tempi determinati, in tempi rapidi. Per cui molte volte si è costretti a rivolgersi al privato e questo comporta un ulteriore esborso di risorse. Per cui noi guardiamo certamente a chi ha contribuito e al diritto alla pensione. Poi io penso che i pensionati debbano guardare anche alla coesione sociale e anche a quella fetta di popolazione. Tra parentesi, l'ultimo report della Caritas evidenzia che c'è un aumento proprio di povertà assoluta. Quindi bisogna che stiamo molto attenti, anche noi, insomma, a far passare quel messaggio di solidarietà, di umanità e di coesione sociale. Ecco, uno dei temi che avevamo detto, appunto, avevamo concordato ad affrontare questa sera è l'assegno unico universale, in sostanza il nuovo piano famiglia. Silvano, ti sei preparato bene sul piano famiglia per essere pronto per dare risposte? Allora, anche qua abbiamo ricevuto naturalmente telefonate perché c'era... chiedo scusa, anche voi a Tricesimo ricevete segnalazioni di persone che hanno necessità? Voi soprattutto persone anziane che hanno bisogno di essere trasportate? Hanno bisogno di essere trasportate, hanno bisogno di essere aiutate, hanno bisogno sostanzialmente di avere, quello che diceva anche prima Silvano, una rete intorno a sé che gli permetta di essere aiutato, sostenuto. Molto spesso la gente chiama alle nostre sedi sindacali, soprattutto quelle periferiche, qualche volta è solo perché ha bisogno di parlare, di farsi rassicurare magari su una questione che ha sentito in televisione e che ha bisogno di capire se quello che ha sentito è giusto o meno, se è una cosa che gli può creare dei problemi oppure no. Quindi la cosa abbiamo proprio bisogno sempre di più, per cui le persone, noi chiamino le sedi sindacali, telefonino, si facciano sentire, passino anche, che abbiamo una presenza importante noi come pensionati all'interno delle varie sedi e quindi se hanno bisogno, noi infatti li chiamiamo punti di ascolto, i nostri recapiti. Ecco, volevo arrivare proprio anche a quello. Questa è la cosa che vogliamo, ascoltare quello che la gente ci chiede. Ecco, ritorno a Dentesano, abbiamo detto questo nuovo piano, no? Abbiamo detto il nuovo piano della famiglia, per la famiglia, quindi per questo assegno unico universale. Ecco, allora, naturalmente la FNP nazionale ha vari dipartimenti, non cura solo i servizi alle persone, ma naturalmente anche studia, programma e propone, chiaramente. E in vista di questa idea nazionale, del piano nazionale per la famiglia, dal Dipartimento delle Politiche Sanitarie e Sociosanitarie e Famiglia dell'FNP-CISL nazionale, naturalmente hanno evidenziato che con la crisi pandemica chiaramente ci sono nuove criticità e anche tante volte inadeguatezza proprio degli strumenti esistenti, di quelli che adesso propone naturalmente il governo nazionale. Questi strumenti devono essere potenziati sicuramente e affiancati anche da nuove azioni, perché per esempio toccando anche il tema dell'ISEE, la proposta e le sollecitazioni che noi abbiamo avute si evidenziano per esempio la non correttezza molte volte di stabilire i costi, tariffe dei servizi fruibili dalle famiglie, molte volte anche una certa incapacità di determinare l'effettiva ricchezza di una famiglia.
Poi sul rilancio naturalmente, trattandosi di famiglie, sul rilancio potenziamenti dei servizi per le famiglie, i centri per le famiglie, servizi educativi per la prima infanzia che vanno implementati, consultori familiari. Ecco, questo naturalmente richiamando e speriamo l'uscita a presto della pandemia, dove molte volte diciamo, relazioni familiari sono andate in crisi, e tenendo presente anche che molte famiglie oggi lavorano in due, lavorano tutto, per cui anche una certa valorizzazione proprio del lavoro all'interno della famiglia, no? È auspicabile. Poi bisogna vedere chiaramente, noi auspichiamo un rivedimento del paradigma dell'invecchiamento, perché lì l'Italia, soprattutto il Friuli, sta diventando sempre più, io non dico vecchio, ma dico anziano, no? Per cui chiaramente lì bisogna andare a rivedere le politiche dell'invecchiamento, puntando sull'invecchiamento attivo, puntando su dei strumenti che possa far vivere bene proprio la vecchiaia, no, ai nostri anziani. Quindi anche, e lì si innesta naturalmente tutto il discorso delle case di riposo, che vanno ripensate. Come dicevo prima, ho ascoltato con attenzione Ivano, dice bisogna ripensare anche il volontariato. Il volontariato, certo. Bisogna ripensarlo, perché non è più il volontariato e non può essere il volontariato di anni fa. Sì, non può agire, cioè il gruppo di volontari agisce in una direzione, l'altro nell'altra. Sarebbe, no, auspicabile la creazione di una rete, perché c'è l'Anteas, c'è la Munus, ci sono tante associazioni che possono concorrere. Quindi avere un coordinamento per garantire maggiori servizi. Perché se pensiamo per esempio a Soli Udine, che non riesce a coordinarsi con l'Anteas o con altre attività di potenziamento, è un peccato perché si disperdono forze. Esatto, si disperdono forze, si disperdono risorse economiche soprattutto, e non si porta un servizio, no? Non si importa un servizio. Ci facciamo un'altra piccola pausa per la pubblicità, poi abbiamo delle richieste a cui dovete dare risposta. Ci vediamo fra poco, rimanete con noi. E veniamo ad alcune domande. Mia moglie, 63 anni, ha 1056 versamenti. Rimarranno i 20 anni? Quando potrà andare in pensione? Ora non lavora e non lavorerà più. Grazie. Chi mi dà una risposta? Magari anche se non potete essere proprio così precisi, ma almeno dare un'indicazione per capire come deve muoversi questa persona, no? Se ha 20 anni di contributi versati, ha 63 anni? Sì, 63 anni. Allora, 20 anni di contributi, deve aspettare il 64esimo anno. Quindi se ha 20 anni di contributi effettivi versati, andrà in pensione a 64 anni. Quindi se ha 63 anni, fra 6 mesi può chiedere una e comunque valutare bene se ci sono tutte esatto, chiede un ecocert all'INPS. Sì, deve venire al patronato. Sì. Esatto, quindi venire al patronato, fare la richiesta di ecocert e via. Esatto. Comunque sarebbe la pensione anticipata contributiva in pratica, ecco. Ho un anno di contributi prima dei 18, 30 anni di turni in siderurgia, altri nella metallurgia. Con quanti anni di contributi vado in pensione? Non dice quanti anni hanno. No, non dice. Dice solo di avere un anno di contributi prima dei 18. 41 anni. Si può anche andare con e 30 anni di turni in siderurgia, altri nella metallurgia. Allora, bisogna vedere perché non basta essere nella siderurgia, dipende se fa i turni, certo se fa la notte allora a quel punto ci sono delle possibilità di anticipo, però ripeto, è anche questo, io mi inviterei la persona a non stare a aspettare risposte precise, venire alla sede del patronato in modo che facendo un estratto conto riusciamo a capire con precisione quanto gli manca per andare in pensione, perché la pensione anticipata c'è, però il problema è capire esattamente quanti anni
può avere, come dire, lo sgravio, lo sconto, così si può dire, Sì. per andare prima comunque in pensione, però bisogna vederlo, bisogna vedere esattamente i turni di notte, come li ha fatti. I turni di notte hanno un loro conteggio particolare. Esatto, esatto. Ecco, prima che si chiuda la trasmissione, vorrei dire a delle persone che hanno telefonato e che hanno chiamato anche su questo cellulare, dove tra l'altro dovete solo inviare SMS, hanno telefonato per chiedermi notizie di Silvano Dentesano, per parlare direttamente con lui. Allora, se volete parlare con Silvano Dentesano, FNP Udine, bisogna che lo dica chiaramente in televisione, che ci sono soprattutto tre diverse signore. Silvano, qua come la mettiamo? Silvano affascinante, ecco. No, veramente, veramente, da quando ho assunto un po' quel ruolo lì, poi partecipando a Telefriuli, siccome io ricoprivo poi altre cariche prima, quindi all'interno del mio comune... Molto ricercato, ecco, per cui molte volte mi chiedono consigli, soprattutto riguardanti le pensioni. Ma chiamano me per parlare con te. Ecco, no, assolutamente. Allora, posso lasciare anche il mio numero di cellulare, che non c'è nessun problema, e via. Ma comunque, se voi chiamate la sede della FNP di Udine, e il numero di telefono ecco, ma guarda, io qui ho... Diciamo che io guardate come mi sono organizzata, te lo passo anche, ecco qua, gli sportelli d'ascolto, mi sono organizzata anche con quello. La sede territoriale naturalmente di Udine, il numero di telefono è 0432 24 64 91. Prendete 91. Nota? Ripeti? No. Ripeti che prendano nota. 0432 24 64 91. Molte volte sono lì, la sera ho detto comunque che vi lasciano il mio numero di telefono o che lasciano loro il loro contattarmi personalmente su argomentazioni che riguardano la mia attività sindacale. Ecco, abbiamo specificato. Ecco. Bene, tanto ritorniamo proprio sulla questione dei punti di ascolto. Prego Ivano. Sui volontari, sì. No? Prima ci siamo interrotti, mi interesserebbe invitare molta gente, molte persone che sono in pensione, perché generalmente hanno ovviamente più tempo, di contattarci tutti, perché possiamo mettere in piedi iniziative. Per esempio, se mi riferisco alla situazione di Tricesimo, sui volontari, sui servizi che stiamo facendo come Anteas e non solo, chiamateci. Ovviamente io non do il mio numero di cellulare direttamente qui, però potete chiamare tranquillamente il numero dove si fanno le chiamate per chiedere un servizio, e lì date la disponibilità a fare i volontari e poi loro vi danno a quel punto il mio numero per affrontare l'argomento, oppure chiamare la sede di Tricesimo. Ecco, perché quali devono essere le caratteristiche di un volontario come voi? Diciamo che bisogna avere buona volontà, primo. Chiaramente poi, lo dice il primo dato. Secondo, poi io capisco che ci sono persone che si sentono che non hanno mai fatto esperienze di tipo sindacale e quindi hanno bisogno di fare un po' di apprendimento magari sul come, però oppure volontari su servizi di trasporto o altro. Io devo dire che l'esperienza che ho fatto con persone che non avevano mai fatto niente di sindacato, a differenza del sottoscritto che l'ha fatto per tantissimi anni. Cos'eri nei metalmeccanici, no? Metalmeccanici l'ultima parte, prima tessili. E diciamo che le persone imparano, hanno incominciato a capire, ad affrontare i problemi, eccetera. E oggi, per esempio, alla sede di Tricesimo ci sono persone che fanno mezza giornata e rispondono, fanno il punto di ascolto, così come dicevo, e si sta facendo. Quindi è importante che le persone abbiano voglia di dedicare una parte, non è che bisogna tra virgolette lavorare 5 giorni alla settimana, basta mezza giornata, basta dare queste disponibilità e che si aiutano le persone, perché la differenza tra fare un altro lavoro e fare
il volontario alla CISL anziché all'Anteas è quello che si aiutano le persone più deboli, le persone che hanno bisogno, quindi è importante che questa cosa si capisca fino in fondo. Ecco, siamo quasi alla chiusura, siamo quasi in chiusura di trasmissione. So che Silvano ha delle scadenze, no? delle cose, dei punti su cui focalizzare l'attenzione. Certo. Dunque noi siamo prossimi adesso alle elezioni delle RLS territoriali, naturalmente, quindi ne avremo 5. E a scadenza adesso la prima settimana di novembre e la seconda settimana di novembre tutte le RLS che fanno parte della FNP udinese Bassa Friulana andranno ad elezioni. Quindi rinnoveranno gli organismi all'interno del coordinamento e eleggeranno naturalmente il nuovo coordinatore. Questo per noi, diciamo, è un appuntamento importante. Arriverà a casa, è già stato spedito, un notiziario dell'Unione Provinciale CISL di Udine, che proprio si intitola Speciale Elezioni, a tutti gli iscritti della FNP. Quindi io vi invito a leggere naturalmente il notiziario, prendere nota delle scadenze, degli appuntamenti delle assemblee e cerchiamo di dare un esempio, noi che siamo pensionati, non facciamo come alle politiche, dove ormai il partito maggioritario è l'astensionismo. Partecipate alle assemblee, portate le vostre idee, siamo lì disponibili ad ascoltare tutti, perché in questa società attualmente mancano proprio questi incontri ed è lì che si fa veramente e si inizia a fare volontariato nel vero senso della parola. Tanto per ribadire, per rimarcare quanto detto da Ivano, insomma. Certo che questo è un aspetto fondamentale, la partecipazione delle persone, quindi come diceva bene Silvano, noi chiediamo proprio alle persone di venire, ai nostri iscritti, di venire all'assemblea, è mezza giornata, sono 2 o 3 ore, è un momento importante, non solo per ascoltare, ma anche magari, dico anche per protestare, di sentire se una persona ha delle cose da chiedere e da affrontare. E quindi in questo senso, mi raccomando, partecipate a questa fase importante. Grazie Ivano Munguzzi, grazie a Saremo in un centro prestigioso, il centro Balduzzi. Udine giusto, sarà giusto. il centro Balduzzi. Bene, e daremo risposte ai messaggi arrivati la prossima settimana. E appunto, ci vediamo mercoledì prossimo, sempre alle 18:15 in diretta qui dagli studi di Telefriuli. Arrivederci. 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 In collaborazione con FNP CISL Udine.